Lei è ufficialmente in campagna elettorale, ma perché gli elettori dovrebbero confermarla sindaco di Agrigento? Per continuare il lavoro faticosissimo fatto in questi anni. In questi anni abbiamo affrontato i problemi veri della città, che non erano mai stati affrontati prima. C'era un comune al fallimento, il fallimento era dovuto al fatto che il bilancio comunale, il comune serviva ai deputati, ai potenti di turno per fare i favori agli amici degli amici. Noi abbiamo messo una parola fine su questo punto e abbiamo cominciato a risalire la china e recuperare il bilancio del comune. È uno Zambuto ottimista per l'imminente tornata elettorale, un sindaco fiducioso per l'esito finale delle elezioni amministrative dei prossimi 6 e 7 maggio. Marco Zambuto è più che mai convinto di poter essere rieletto perché avrebbe amministrato nel migliore dei modi, superando le tantissime difficoltà quotidiane senza l'aiuto e l'appoggio dei parlamentari nazionali e regionali di Agrigento. Ed è ancora a loro che Marco Zambuto lancia chiari segnali di sfida. Abbiamo affrontato questi problemi da soli, contro tutti i signori parlamentari. Abbiamo tanti parlamentari nella nostra città che oggi non hanno più il coraggio di presentarsi con la propria faccia, che vogliono tornare a mettere le mani sulla città attraverso nuovi visi, ma mettendosi sempre loro alle spalle. Ebbene, la città non può fare tornare le lancette dell'orologio indietro, perché, e quindi consentire a questi signori nuovamente di amministrare la città come un feudo. Vedete, io sono stato qui ogni giorno ho affrontato i problemi, ogni giorno ho parlato con le persone, ogni giorno mi sono preso i rimproveri, però sono stato qua ad affrontare i problemi, le cose che ho potuto fare le ho fatte, che non abbiamo potuto fare non le abbiamo fatte. Ho fatto anche degli errori, ma li ho fatti in buona fede solo e soltanto per riuscire a portare benefici alla città di Agrigento. I signori parlamentari che oggi si vogliono riunire tutti insieme e non hanno il coraggio di presentarsi con la loro faccia innanzi alla città, dove sono stati? Ebbene, queste cose le diremo in campagna elettorale. La cosa che più mi interessa è quella che sia una campagna elettorale nella quale si parli delle cose vere, concrete, non slogan. Marco Zambuto non teme gli altri candidati a sindaco, li rispetta e non li critica personalmente, ma attacca i movimenti politici che sono sorti negli ultimi mesi. L'attuale primo cittadino confida invece nel suo partito, l'UDC di Pier Ferdinando Casini, e nel patto per il territorio di Piero Macedonio e Riccardo Gallo, che hanno ufficializzato l'appoggio incondizionato a Zambuto. È uno schieramento con il quale andremo a fare 4 liste, comprensive di liste civiche più la lista dell'UDC, che sono il frutto di un lavoro fatto in questi anni nel quale tanta gente si vuole impegnare e si vuole scommettere soprattutto con i movimenti, con le liste civiche, col partito dell'UDC, perché sono stati oggi quei riferimenti a contatto sempre con i cittadini.